Lo sai che uno degli aperitivi italiani più famosi al mondo è nato a Padova da un carciofo? Ciao, sono Ale Pittoni e oggi ti racconto la storia di Cynar. 1932, Padova, via Pertile. I fratelli Amedeo, Angelo e Mario Dalle Molle acquistano la distilleria Peziol, storica casa del Vov, lo zabaione liquido inventato nell'Ottocento dal pasticcere Giambattista Peziol. I tre fratelli rilanciano l'azienda e la trasformano in un laboratorio di innovazione nel mondo dei liquori. 1948, l'Italia è appena uscita dalla guerra e cerca prodotti capaci di trasmettere energia, benessere e voglia di ricominciare. Rino Dondi Pinton, 27enne responsabile della distilleria Peziol e appassionato di distillazione, sviluppa insieme ad Angelo Dalle Molle una ricetta a base di foglie di carciofo e 13 erbe aromatiche. All'inizio ha un nome un po' bizzarro, CAB1, poi diventa Cynar, dalla cinarina e dal nome latino del carciofo, Cynara scolimus. Prima di lanciarlo, i Dalle Molle testano il prodotto nei bar di Padova e Venezia, calibrandone gusto, gradazione e modalità di consumo. 1952 Cynar arriva sul mercato, con la bottiglia scura e il grande carciofo sull'etichetta. Appena 3 anni dopo, pensate un po', un sondaggio Doxa lo indica come il secondo aperitivo più bevuto in Italia, subito dopo il Campari Soda. Ma la consacrazione arriva grazie alla pubblicità. Anni 60, nasce lo slogan contro il logorio della vita moderna e nel 1974 Ernesto Calindri si siede a un tavolino in mezzo al traffico di Monza, sorseggiando tranquillamente un Cynar mentre le auto gli sfrecciano attorno. Contro il logorio della vita moderna? Lo slogan entra nel linguaggio comune e il marchio nella cultura pop italiana. Anni 90, Cynar entra nel gruppo Campari e raggiunge nuovi mercati internazionali. Nel 2007 rilancia il proprio immaginario con una campagna pubblicitaria girata assieme ad Elio e le storie tese. Negli ultimi anni Cynar viene riscoperto anche dai bartender. Le sue note erbacee lo rendono perfetto per cocktail e reinterpretazioni dello spritz. Dal 2024 il Cynar Spritz è main sponsor del Venezia Calcio, con una partnership che viene rinnovata anche per la prossima stagione 2026-2027. 2025 Rino Dondi Pinton, l'uomo che inventò la ricetta del Cynar, ci lascia all'età di 103 anni, dopo essere stato nominato Cavaliere di Gran Croce. Oggi il marchio fa parte del gruppo Campari, che nel 2025 ha raggiunto 3,05 miliardi di euro di vendite nette. Cambiano le epoche e le forme dello stress, ma il bisogno resta sempre lo stesso: resistere al logorio della vita moderna. Per questo motivo Cynar è a tutti gli effetti una vera e propria Veneto icon.